fai vestita così? Oggi, fuori, non fa così freddo. E tu allora guardati, esagerato, mica siamo in spiaggia e poi è appena febbraio. Oh, guardate Ernesto, che cosa ci fai con impermeabile, ombrello e stivali di gomma? Ma ieri pioveva e in questi tempi non si sa più come regolarsi. Ecco Leonardo, ma cosa ci fai con la faccia coperta? Siamo in TV, non è educato. E poi, carnevale è già finito. Ma che carnevale? È l'allarme PM10. La pianura padana è una delle zone più inquinate. Ci hanno fatto una testa così tra televisione e giornali. Bisogna proteggersi da queste polveri sottili così dannose per i nostri polmoni. Ciao ragazzi, avete forse capito che oggi parliamo di clima? Qualche anno fa si pensava che il riscaldamento globale potesse essere la causa dell'aumento delle temperature, della fusione dei ghiacciai e di conseguenza dell'innalzamento dei mari. Oggi sappiamo che la questione è molto più complessa, rischiosa e più vicina a noi. Tanti sono i segni del clima che cambia. Proviamo a capire alcuni aspetti del problema. Vediamo il sommario di questa puntata. Anziani e bambini a confronto sul clima. Sindaci del mondo in Vaticano per combattere il cambiamento climatico. Andare a scuola senza inquinare, l'iniziativa dei Piedibus. Inquinamento e qualità dell'aria, la parola ai pediatri. Il libro della settimana. Istruzioni per l'uso, facili accorgimenti per inquinare meno. Ciao ragazzi, oggi siamo in giro per Bassano del Grappa per sentire cosa pensa la gente riguardo ai cambiamenti climatici. Venite con noi! Le sembra che il clima sia cambiato molto rispetto a quando lei era giovane? Considerando le mie 80 primavere, devo considerare che se lo vediamo giorno per giorno, mese per mese, si fa fatica a vedere la differenza, ma se consideriamo le stagioni sicuramente il tempo non è più quello. Questi cambiamenti ritiene che possano essere pericolosi? Sì, ritengo che possano essere particolarmente pericolosi per tutti quanti, per i ragazzi come anche per gli adulti. In generale, secondo te si sta facendo abbastanza o si potrebbe fare di più per migliorare la situazione? Si potrebbe fare assolutamente di più, interrompendo il traffico durante il fine settimana magari. Si ridurrebbero le emissioni di CO2 sicuramente, quello aiuterebbe un sacco, soprattutto in questo periodo in cui non sta piovendo. Le sembra che il clima sia cambiato rispetto a quando lei era giovane? Ricordo estati meno calde ed inverni più freddi. Le stagioni non sono più come una volta. Una volta in primavera si mettevano i tailleur, si mettevano le cose ed era bellissima la primavera, si facevano le passeggiate. Adesso passiamo dal freddo al caldo immediato. Questi cambiamenti climatici ritenga che possano essere pericolosi? Ma certo che lo sono, perché l'organismo non si abitua subito al passaggio dal freddo al caldo. Avevamo le stagioni, avevamo la primavera, avevamo l'autunno, adesso sono spariti, si può dire. Ci sono stati cambiamenti sempre da quando è iniziata l'umanità e a meno che dei capovolgimenti assoluti il corpo si è adattato, difatti adesso viviamo molto di più di una volta, quindi possono essere pericolosi ma che ci si adatta insomma. In generale, secondo lei si sta facendo abbastanza o si potrebbe fare di più per migliorare la situazione? Penso che si potrebbe fare qualcosa di più con un po' di buona volontà. Si sta facendo abbastanza per niente perché intanto l'aumento delle macchine, automobili, inquinamento, quindi dobbiamo imparare a rinunciare a qualcosa. Specialmente anche voi ragazzi, andare a scuola magari a piedi, non essere accompagnati. Qui abbiamo finito, linea allo studio, ciao! Abbiamo ospiti in studio degli accompagnatori e dei fruitori del Piedibus, un progetto innovativo interessante, attivo a Bassano da alcuni anni. Scopriamolo insieme. Che cos'è il Piedibus? Il Piedibus è un bus che al posto delle ruote ha i piedi di noi bambini.
È guidato da 2 accompagnatori, uno che fa la guida, che sta davanti, e uno che sta dietro, che controlla che noi non ci perdiamo o ci fermiamo. Spesso gli accompagnatori sono nostri parenti o persone che aiutano il Piedibus. Quali motivi vi hanno spinto a iniziare questo progetto? Beh, è un progetto molto utile soprattutto perché aiuta i bambini intanto ad affrontare il discorso della natura, del camminamento, e soprattutto arrivano alla scuola in maniera molto più sveglia e attiva, e in questa maniera si va anche a diminuire quello che è l'afflusso delle macchine da parte dei genitori, che portano logicamente i bambini a scuola. Questo progetto è nato proprio a Bassano o vi siete ispirati ad altre esperienze? No, questa esperienza è stata tratta da paesi esteri e anche in altre città che si trovano qua in Italia, perciò non è un'idea proprio di Bassano, però l'abbiamo fatta nostra e stiamo cercando di promuoverla il più possibile. Da quanto tempo è attivo a Bassano? A Bassano il progetto è cominciato nel 2008. Sappiamo che ci sono varie linee che coinvolgono più scuole. Quante persone coinvolge complessivamente fra adulti, accompagnatori e bambini? Allora, sempre parlando dell'istituto che io rappresento, che è l'Istituto Canova, noi abbiamo 5 linee che sono partite e solo all'interno dell'Istituto Canova ci sono 150 bambini e accompagnatori che se ne servono. Dopo ci sono altre 2 scuole, sempre nel Bassanese, che sono partiti, che sono il Pascoli e il 25 aprile, perciò in totale avremo qualcosa come un 250-300 bambini che usufruiscono di questo servizio. Vi ringraziamo per la disponibilità e auguriamo al Piedibus una buona continuazione. Mi raccomando bambini, se abitate nelle zone servite dal Piedibus, utilizzatelo. Per capire di più l'argomento di oggi siamo stati dal sindaco di Bassano che luglio scorso ha partecipato ad un'importante riunione. Sì, sono stato ospite in Vaticano in un convegno a cui hanno partecipato una 70ina di sindaci di 70 città del mondo. La cosa interessante è che questo convegno, voluto proprio da Papa Francesco su questi argomenti, ha avuto invitate sia di città molto grandi come Parigi, New York, Londra, eccetera, ma anche città piccole. Infatti da questo confronto tra comuni piccoli e molto grandi è emerso che ci sono delle buone pratiche, delle buone abitudini da attivare nelle città che non hanno grandi differenze. Una tra queste è senz'altro insistere sull'abbassamento del traffico a motore privato, quindi le automobili, perché questo è un modo di spostarsi che incide moltissimo nei cambiamenti climatici nel mondo, e altri cambiamenti importanti sono quelli legati all'efficienza energetica degli edifici. Anche qui i comuni possono fare molto, non tanto negli edifici pubblici, che pure è importante, ma nel sviluppare regolamenti, e ci sono anche degli scambi in quell'occasione, che impongano di costruire gli edifici o di ristrutturare gli edifici in modo che possano consumare il meno possibile e quindi poi di impattare nel miglior modo possibile nell'atmosfera. Quella riunione è stata molto importante, che poi è stato firmato un protocollo, un documento condiviso, che è stato portato poi in quella grande assemblea mondiale di Parigi di dicembre, in cui questi temi sono stati affrontati su larga scala anche da parte dei governi e degli organismi internazionali come l'ONU e gli altri. Grazie signor Sindaco, arrivederci. A scuola stiamo parlando dei cambiamenti climatici. L'atmosfera è l'involucro che avvolge la Terra. Fa entrare i raggi del Sole ma non li fa uscire perché c'è uno strato di anidride carbonica, metano, vapore acqua e ossido di ozono che insieme formano questo strato che non li fa più uscire e si innalzano le temperature in questo modo. Poi c'è un altro problema, che c'è pure l'alzamento della temperatura e che si possono sciogliere i ghiacciai e si può alzare il mare. C'è un altro problema, che certe persone vanno a tagliare gli alberi nelle foreste e nei boschi, così l'ossigeno si diminuisce, c'è più anidride carbonica che fa male all'uomo e tossica. Oggi abbiamo qui con noi la dottoressa Laura Todesco di Bassano del Grappa, che ci parlerà del benessere e del problema dell'inquinamento. Buongiorno dottoressa. Sappiamo che lei fa parte dell'Associazione Culturale Pediatri Jacopo da Ponte.
Quali sono gli obiettivi della vostra associazione? Ciao Filippo, grazie di avermi invitato. L'Associazione Culturale Pediatri Jacopo da Ponte ha una sede qui a Bassano, locale, ma fa parte di un'associazione culturale pediatri più grande a livello nazionale. Fra gli obiettivi della nostra associazione c'è anche quello di considerare quali possono essere i problemi di salute dei bambini, perché noi siamo pediatri, siamo tutti pediatri, e quindi vogliamo capire anche quali sono le cose che possono far bene alla salute dei bambini e quali sono le cose che possono invece danneggiarla. L'inquinamento in generale è un problema, ed è anche un problema di salute per tutti, per gli adulti e per i bambini. I bambini hanno più tempo da vivere, per cui per loro potrebbe essere anche una cosa che si ripercuote più a lungo nel tempo. In particolare l'inquinamento atmosferico si sa per certo che può determinare o peggiorare tanti problemi di salute anche nei bambini, soprattutto per quanto riguarda la salute respiratoria. Cosa possiamo fare noi ragazzi? Ognuno di noi, e anche voi ragazzi, può fare qualcosa per affrontare e per ridurre il problema dell'inquinamento. Per esempio, quello che voi potete fare ogni giorno per ridurre l'inquinamento atmosferico è di percorrere più strada possibile a piedi o in bicicletta. Questo lo si può fare dotandosi di mantelle, ombrelli anche quando piove. Lo si sta facendo già con il pedibus in molte zone anche di Bassano da molti anni, e incrementare questa modalità nei percorsi casa scuola, ma anche nei pomeriggi quando avete attività come quella che state facendo adesso, attività di altro tipo, è senz'altro importante. Quindi questa come cosa fondamentale. Grazie alla dottoressa Todesco, a presto. Io sono Ayman. Io sono Anna. Io sono Vittorio. Il titolo è L'uomo che piantava gli alberi. Autore Gian Giono. Casa editrice Salani. La storia è ambientata tra i monti della Provenza, dove il protagonista, un contadino e pastore, rimasto solo dopo la morte della moglie e del figlio, decide di iniziare una silenziosa e singolare impresa, piantare 100 ghiande al giorno. La sua speranza è di vedere nascere un giorno un bosco di querce. Egli continua nella sua impresa dalla mattina alla sera e lo fa anche durante la guerra. Ininterrottamente, dopo alcuni decenni, quel luogo desertico e desolato si trasforma in un luogo pieno di alberi e di vita. Questo libro parla della natura, della solitudine, della guerra, della passione, della costanza e delle enormi capacità dell'uomo. Il tema principale è la salvaguardia della natura, con un piccolo gesto costante e generoso di un solo uomo. Si possono fare grandi cose per migliorare l'ambiente e la società. La lettura e il messaggio di questo libro sono adatti ai bambini ed agli adulti. Cosa possiamo fare noi ragazzi per ridurre l'inquinamento? Vediamo ora alcune azioni che possiamo fare per diminuire le emissioni di anidride carbonica. 1. Sostituisci 5 lampadine a incandescenza da 100 watt con 5 lampadine a risparmio energetico. In un anno avrai risparmiato sia in bolletta che in inquinamento. 2. Ricorda ai tuoi genitori che, quando si usa la lavatrice, è meglio impostare i lavaggi a basse temperature. 3. In inverno non surriscaldare la casa. Le temperature ideali sono 17 gradi la notte e quando a casa non c'è nessuno, e 20 gradi quando si è a casa. 4. Fai la raccolta differenziata, limita l'uso di prodotti usa e getta e preferisci quelli biodegradabili e recuperabili. 5. Pianta alberi quando puoi e dove puoi,
perché 5 alberi assorbono nella loro vita ben 1 tonnellata di anidride carbonica. Questi sono 2 metodi efficaci per non inquinare, in bici E a piedi. Questo invece è un ottimo mezzo per inquinare. Lo sapevate che il famoso attore Leonardo DiCaprio è molto impegnato in temi ambientali? Infatti sta promuovendo una raccolta di milioni di dollari per la salvaguardia di foreste e oceani. Proprio per questo, lo scorso 28 gennaio è stato ricevuto da Papa Francesco. Oggi è il 14 febbraio, la festa degli innamorati, San Valentino. Perché questa data? La leggenda racconta che San Valentino un giorno vide passare una coppia di innamorati che litigavano. Egli, per farli riconciliare, portò loro una rosa. I due, dopo poco tempo, andarono da lui a chiedere la benedizione del matrimonio. Quando la storia si diffuse, molti si recarono in pellegrinaggio dal vescovo di Terni il 14 di ogni mese. Poi la data, però, si estinse solo a febbraio, perché in quel giorno, nel 273, San Valentino morì. E per oggi è tutto. Se avete idee, proposte o curiosità, contattateci. Ciao!